Focus TG, un buongiorno a tutti voi telespettatori e ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Alle 12:30 vi annuncio già che ci collegheremo con la Sala della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia e dunque con tutti gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l'epidemia da Covid nella nostra regione. Sarà l'occasione anche per vedere la nuova tabella sia riguardo i contagi Covid ma anche l'andamento della campagna di vaccinazione nella nostra regione. Ma partiamo con il telegiornale, con la cronaca, parlando dell'omicidio, del brutale omicidio di Verona, perché si è avvalso della facoltà di non rispondere Emanuele Impellizzeri, il 38enne fermato per l'omicidio di Chiara Ugolini, la 27enne trovata uccisa la sera del 5 settembre nel suo appartamento di Calmasino in provincia di Verona. L'uomo, lo ricorderete, è stato bloccato domenica sera nei pressi di Firenze dalla polizia stradale mentre fuggiva in moto sulla A1. Questa mattina è comparso davanti al GIP del Tribunale fiorentino per l'interrogatorio di convalida del fermo, ma secondo quanto si apprende non avrebbe risposto al giudice. La decisione del GIP sulla convalida del fermo è attesa già nelle prossime ore. Intanto emergono nuovi particolari sul brutale omicidio della 27enne, perché la donna è stata trovata con uno straccio imbevuto di candeggina in bocca. Ciò renderebbe meno solida l'ipotesi di una spinta, come avrebbe appunto sostenuto il vicino di casa, una spinta che l'avrebbe fatta cadere a terra. Secondo gli inquirenti invece si fa sempre più strada l'ipotesi dell'aggressione a sfondo sessuale. E adesso il caso del falconiere di Mira, 42enne, il cui decesso a inizio anno era stato classificato per Covid. Ora invece la Procura di Venezia indaga 12 medici dell'ospedale di Dolo. Il fascicolo è stato aperto dopo l'esposto della moglie dell'uomo che per il virus ha perso anche i suoceri. Oggi ripresa delle operazioni peritali con il coinvolgimento degli indagati. A essere fatale a Ivan Busso sarebbe stato non il Covid ma una polmonite batterica. Questa è la prima conclusione a cui è giunto il medico che ha effettuato l'autopsia sul corpo dell'uomo, con la conseguenza che il pubblico ministero della Procura di Venezia, il dottor Roberto Terzo, ha aperto appunto un procedimento penale sulla scorta dell'esposto della vedova. Nei giorni scorsi è iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto i 12 medici dell'ospedale di Dolo. Lasciamo per il momento la cronaca, cambiamo decisamente argomento e andiamo a collegarci con Vicenza, con la nostra Gabriella Basso, perché per Vicenza oggi è un giorno particolare. Spieghiamo il perché, Gabriella. Buongiorno Monica e buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, oggi per Vicenza è una giornata importante perché è la festa della Madonna di Monteberico, la patrona della città. In questo momento a Monteberico stanno tenendo le celebrazioni, ma è tutta la città in festa. È come fosse una domenica, un sabato, insomma, con la città animata dai vicentini e tanti negozi sono chiusi. È una festa molto sentita. Tra l'altro bisogna ricordare che la città si sta preparando a quelli che sarà poi i festeggiamenti per i 600 anni dell'apparizione della Madonna di Monteberico, e quindi c'è adesso tutta una serie di attività e di iniziative che verranno messe in campo. Dicevo, sì, la città è una città viva. Alle mie spalle vedete anche ci sono le poltroncine, le sedie, perché ieri sera è iniziato il concerto, sono iniziati i concerti per la città. San Giovanni e Madama hanno tenuto praticamente il concerto in città, ovviamente con tutte le misure di sicurezza e anche ovviamente la prenotazione dei posti a sedere proprio per evitare che si creassero problemi con gli accessi alla città, al centro storico qui a Piazza dei Signori chiusi. Quindi una città che sta vivendo questa fine estate in maniera molto serena. Gabriella, allora noi ieri siamo stati proprio a Monteberico, alla Madonna di Monteberico, per raccogliere le aspettative dei vicentini. Sentiamo il servizio che è stato realizzato dalla nostra redazione di Vicenza.
Alla vigilia della festa patronale cittadina, pesantemente condizionate dalle restrizioni della pandemia, le suppliche alla Madonna di Monteberico quest'anno sono univoche. Supplico veramente i santi, tutti la Madonna di Monteberico, che termina tutto, così posso andare a riabbracciare i miei. Donaci serenità e pace e aiutaci. Sicuramente un mondo migliore dopo quello che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo purtroppo. Quello che questo purtroppo virus sparisca e aiuti tutti quanti noi, insomma, questa è la richiesta alla Madonna principale. Io lavoro proprio in questo reparto dell'ospedale di Montebelluna, pneumologia. Quello che io faccio l'appello a tutte quelle persone che non vogliono vaccinarsi. Affrettatevi perché io sono stanca di aver visto mancare persone in età giovane. Affiorano i ricordi di altre edizioni del passato. Dispiace la festa degli 8 perché ricordo la mia infanzia che partivamo dalla periferia di Vicenza a piedi per andare a Monteberico, andare al ristorante, bar di vicino a bere cioccolata, storico, un mito. Sono venuta in bicicletta, 25 anni. Caspita! Tutti gli anni veniva da Padova. Io mi ricordo, quando ero piccolo, che il Campomarso era pieno di giostre, pieno di gente, pieno di esposizioni. Quest'anno non serviranno solo i controlli serrati contro gli assembramenti. Perché anche se ci sono le guardie, cioè non è che interrompono molto il discorso, che si intromettono, sembrano proprio che sia una cosa eccessiva, hai capito? E bisogna stare attenta alla gente perché c'è chi è responsabile, c'è chi non è responsabile, quello più che altro. Essere responsabile e vaccinarsi. Un controllo sicuramente dei flussi, un distanziamento e anche da parte della gente una ragionevolezza, nel senso che non si può sostare più di tanto se si è in tanti e quindi lasciare spazio un po' a tutti. Queste, Gabriella, le voci dei vicentini raccolte, come vi dicevo, alla vigilia della festa dell'8 settembre, della festa degli 8, molto legato al Covid, Gabriella. Sì, ma la città appunto vive moltissimo questa situazione, il distanziamento sociale e le mascherine rimangono la cosa più importante e sentita. Tra l'altro comunque la processione che di solito si teneva proprio per evitare assembramenti, per evitare situazioni critiche, quest'anno non verrà fatta come l'anno scorso peraltro, però la possibilità di accedere alla chiesa in maniera non contingentata ma con le dovute misure di sicurezza ovviamente rimane un must anche per Vicenza. Tra l'altro un'altra cosa adesso che è importante, perché c'è il conto alla rovescia per l'inizio dell'anno scolastico, qui a Vicenza già domani un liceo vedrà gli ingressi a scuola, stiamo parlando del liceo Fogazzaro. Tutto è pronto, il grande timore degli studenti che insomma devono vivere ormai questi ultimi scorci di estate è però il rischio, il timore di tornare in didattica a distanza. Sono molti che lo temono, anche perché i ragazzi si rendono conto che c'è la problematica tra chi è vaccinato e chi magari non lo è, e quindi sarà difficile anche questo tipo di convivenza. La vedono molto complicata, però sono pronti ovviamente all'inizio dell'anno scolastico. Grazie alla nostra Gabriella Basso. Andiamo avanti con il telegiornale, sempre parlando di inizio di anno scolastico, perché sì, sono stati annunciati anche i primi scioperi. Manca meno di una settimana dall'inizio della scuola, una ripartenza già con qualche problema. È stato indetto uno sciopero contro il Green Pass, sebbene da una parte minoritaria dei sindacati. Immediata la risposta della dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Per carità, il rito di sciopero è sacro, però insomma, ci auguriamo che che la scuola comunque inizi già dal 13 abbastanza, insomma, con tutti i docenti presenti, mettiamola così. Studenti quantomeno quelli delle superiori che tornano finalmente tra i banchi dopo 2 anni di didattica a distanza. Rimane l'incognita del personale scolastico che dovrà essere munito del Green Pass, un fenomeno che secondo la dirigente non tocca così tanto la Marca, dove oltre il 90% degli insegnanti si è vaccinato. Ci sono quei casi singoli o sporadici in cui magari il docente non ha presentato il Green Pass, e quindi in quel caso naturalmente il dirigente scolastico dovrà, sia docenti che personale ATA, dovrà naturalmente, non potrà consentire
consentire l'ingresso a scuola. Si parla per ora di 5-6 casi, quelli venuti a conoscenza della Sardella. Sulla questione controlli per l'ingresso del personale a scuola è pronta un'app. Consente appunto attraverso proprio una piattaforma ministeriale che è collegata anche al Ministero della Salute di verificare se il personale ha la certificazione verde, quindi è in regola o meno. Escluso da questo sistema il personale che ha ottenuto l'esenzione. L'esenzione non si basa semplicemente su un certificato medico rilasciato dal medico curante, occorre che venga proprio rilasciato da un medico vaccinale, quindi che appunto è coinvolto appunto in tutta la procedura dei vaccini, e quindi in quel caso, se risulta quel certificato, il personale potrà essere esentato e quindi avere accesso alla scuola senza il Green Pass. Tutti gli altri dovranno avere il Green Pass. Per chi dovesse essere assente più di 5 giorni scatterebbe la sospensione dal servizio. C'è una breve pausa, torniamo tra pochissimo con Focus TG. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, parliamo ancora di Green Pass, sentiamo che cosa ne pensa il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, sentiamo. Green Pass come forma di presidio e tutela contro il Covid, così il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, sull'estensione dell'obbligatorietà da ottobre del documento anche nei confronti dei dipendenti pubblici. Noi dobbiamo cercare di guardare al meglio per noi e per la società. Quindi ci sono delle forme dei presidi che possono essere di aiuto per tutti e non dimentichiamo, anche se qualcuno può sentirsi forte, ci sono delle persone fragili, deboli, perché le stagioni della vita sono fatte anche dall'anzianità, sono fatte anche dalla malattia. Green Pass che significa in una parola una cosa sola, vaccino. Dalla prossima settimana ripartirà anche in Veneto uno tra i motori trainanti del mondo della ricerca e dello studio, la scuola. E da qui si riapre un'altra tematica più attuale che mai. Si potranno prendere i mezzi di trasporto pubblici in totale sicurezza? La risposta è quella della modalità di una rappresentazione di un mondo che è già cambiato. Credo che sia una forma di tutela per la città, per la cittadinanza, per il bene comune. Vi ricordo che alle 12.30 andremo a collegarci in diretta con la Sala della Protezione Civile di Venezia per gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid da parte del Presidente del Veneto Luca Zaia, ma anche l'azienda ospedaliera di Padova oggi ha fatto il punto sulla situazione Covid e sulla campagna di vaccinazione. Allora ci colleghiamo con la nostra redazione di Padova, con la collega Valentina Visentin per tutte le ultime novità. Sì, buongiorno Monica, conferenza stampa che è ancora in corso, ma abbiamo già i primi dati sull'andamento della situazione qui a Padova che si conferma anche questa settimana purtroppo tra le peggiori province del Veneto, con un maggior numero di casi rispetto alle altre province. Parliamo di 160 casi in più di positivi rispetto alla settimana scorsa, siamo già a quota 2442 persone che sono attualmente positive in tutta la provincia di Padova, con un'incidenza di 93 persone positive ogni 100.000 abitanti, una situazione che ha ribadito il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalbene, molto simile a quella che si registrava nell'ottobre dello scorso anno. Ci sono stati eseguiti 7.870 tamponi in una settimana, riscontrando 232 positività, quindi un tasso del 2,8%, e diciamo che la fascia maggiormente risultata positiva è quella dai 30 ai 44 anni con 56 casi, e poi dalla 0-14 con 55 casi. Tutti variante Delta, perché ormai i sequenziamenti che vengono fatti riscontrano un 100% di variante Delta, che è quindi
non solo predominante ma proprio unitaria, è solo quella. Ci sono attualmente oggi 32 persone ricoverate, il maggior numero di presenze è quella in area medica, quindi diciamo l'area delle malattie infettive, ma anche 3 giovanissime donne ricoverate in ginecologia, ci sono 3 bimbi ricoverati in pediatria in buone condizioni. Per quanto riguarda l'area più critica, quindi parliamo della terapia intensiva e della semi-intensiva che è stata riaperta una settimana fa, ci sono ad oggi ci sono in semi-intensiva 5 persone ricoverate, età media di 61 anni, sono tutte persone non vaccinate, ci sono 6 ricoveri invece in terapia intensiva, età media 65 anni, 5 persone non sono vaccinate, una persona risulta semi-vaccinata ma presenta patologie pregresse. Oggi l'appello in particolare fatto dal direttore dell'azienda ospedaliera d'Albena riguarda le donne in gravidanza, invitandole a vaccinarsi, non ci sono rischi, per loro la situazione è molto delicata, quindi è opportuno scegliere la vaccinazione anche se si è in gravidanza, così si trasmettono, c'è anche la possibilità di trasmettere gli anticorpi al nascituro. Valentina, questa è la situazione per quanto riguarda l'emergenza Covid e la campagna di vaccinazione, ma c'è anche una notizia sul fronte della cronaca, perché non ce l'ha fatta l'ex sindaco di Codevigo che era stato al centro di un incidente stradale una settimana fa. Vediamo il servizio e rientriamo con te. Sì. È morto dopo una settimana di agonia Pierluigi Maestrello, ex sindaco di Codevigo, rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale mercoledì scorso mentre stava attraversando la strada statale Piovese. Il 65enne, molto conosciuto in paese, aveva ricoperto numerosi incarichi nel passato, era stato esponente della DC e consigliere del consorzio di bonifica Bacchiglione. Mercoledì 1 settembre Maestrello era in sella alla sua bici quando è stato travolto da un camion. Le sue condizioni sono parse subito molto gravi ed era stato trasportato all'ospedale di Padova, dove purtroppo è espirato ieri mattina. Non è ancora stata fissata la data dei funerali, che però saranno celebrati nella parrocchia di Codevigo. Questa dunque è la notizia di cronaca, Valentina. Sì, questa è la cronaca con il triste epilogo di questo incidente stradale. Per quanto riguarda invece la situazione in città, oggi c'è da registrare una manifestazione degli studenti universitari No Green Pass che si è svolta lungo il Listone, quindi in pieno centro storico a Padova, proprio davanti all'Ateneo cittadino. I manifestanti non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, ma hanno esposto striscioni per chiedere che non venga richiesto il Green Pass, che come ben sapete, secondo le nuove disposizioni dell'Università di Padova, viene richiesto ed è necessario non solo adesso per fare i test di ammissione, ma anche per entrare in aula, quindi per tutte le lezioni in presenza e anche per entrare in qualsiasi spazio universitario. Questa è la manifestazione di oggi. E per quanto riguarda sempre il versante scuola, dal provveditorato hanno fatto sapere che ci sono tutte le cattedre occupate e che insomma, a parte poi le sospensioni che ci saranno per chi non ha il Green Pass, ma è tutto a posto. Bene, grazie alla nostra Valentina Visentin dalla redazione della sede di Padova. Ci fermiamo per una breve pausa con Focus TG, torniamo tra poco. Rieccoci nuovamente insieme, riprendiamo con la cronaca in attesa di collegarci con Marghera, con la sede della Protezione Civile per la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Come vi dicevo, riprendiamo con la cronaca con un episodio di violenza accaduto a Bassano del Grappa. Un 17enne è stato pestato a sangue da degli altri ragazzi per difendere 2 amiche. Sentiamo. Pestato a sangue mentre passeggia in quartiere con 2 amiche. È accaduto nella serata di lunedì a un 17enne di Bassano del Grappa, aggredito da 2 uomini e preso a calci e pugni. L'aggressione si è verificata poco prima delle 11 in via Sanzio, nella zona di Marchesane, dove il minorenne stava camminando assieme a 2 coetanee. La vicenda è ancora da ricostruire in modo esatto, ma dalle prime informazioni pare che il ragazzo si sia rifiutato di dare soldi a 2 stranieri che lo avevano intercettato. Il pestaggio è stato tanto improvviso quanto brutale e si è concluso con una corsa in ospedale. L'aggredito è stato giudicato guaribile in 5 giorni, ma subito sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa. La vicenda ha avuto subito grande rilievo in tutto il bassanese, dove episodi simili si sono verificati spesso ultimamente fra il centro e la periferia.
La mamma del 17enne si sfoga così sui social che trattano di faccende bassanesi. Chiedevano soldi e lui si è rifiutato, recita un post pubblicato dalla donna. E giubbotte, vogliamo giustizia, lo hanno lasciato sotto shock tra calci e pugni, minacciandolo se avesse chiamato i carabinieri. Non è possibile non poter essere più liberi di camminare nella nostra città, si rammarica la mamma. Mi sento distrutta moralmente. E adesso ci spostiamo a Schio con una maxi operazione della Guardia di Finanza. Operazione Legno Tarlato è il nome che le Fiamme Gialle di Vicenza hanno dato alla corposa indagine che ha visto protagoniste 9 imprese operanti nella commercializzazione di bancali in legno. Complessivamente è stato emesso un decreto di sequestro preventivo di oltre 1.200.000 euro. Ad avviare le indagini la compagnia della Guardia di Finanza di Schio, che nel 2019 aveva operato un controllo fiscale nei confronti di 2 ditte individuali che sarebbero risultate evasori totali o paratotali nel periodo sottoposto ad ispezione. A ritroso, l'indagine aveva permesso inoltre di risalire ad altre operazioni fraudolente che avrebbero coinvolto altre 7 imprese localizzate in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un totale di 3.800.000 euro per l'emissione di 317 fatture false per operazioni inesistenti che sarebbero state effettuate dal 2014 al 2019. Tutte le aziende si occupano del ritiro di pallets usati a titolo gratuito per poi rivenderli dopo averli riparati. Questo passaggio di mano permette il meccanismo dell'inversione contabile, per cui l'IVA non viene addebitata in fattura, ma va integrata dall'acquirente. Un'attività ad alto valore aggiunto che, in virtù dell'esiguità dei costi iniziali, permette alle aziende, annotando elementi negativi fittizi, di essere in grado di abbattere l'imponibile fatturato ed evadere così le imposte dirette. La Procura della Repubblica di Vicenza nel 2020 aveva dato mandato di eseguire 24 perquisizioni locali che hanno permesso di acquisire parte della contabilità, appurando le irregolarità fiscali. Complessivamente sono indagate 9 persone fisiche per i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e occultamento di scritture contabili. Siamo in attesa di collegarci tra pochissimo con la Sala della Protezione Civile di Marghera, lo vedete anche dalle nostre immagini grazie alla regia del collega Fabio Verin. È tutto pronto nella Sala della Protezione Civile, i microfoni e le telecamere sono stati posizionati, naturalmente attendiamo l'arrivo del Presidente Luca Zaia, sarà l'occasione per fare il punto sull'emergenza Covid nella Regione del Veneto con tutti gli ultimi aggiornamenti, la consueta tabella di Azienda Zero con gli ultimi casi relativi ai contagi, dato poi importante anche quello della pressione sugli ospedali del Veneto con il numero di ricoverati sia in area non critica che nelle terapie intensive dei nosocomi della nostra regione, quindi naturalmente cederemo immediatamente la linea nel momento in cui il Presidente Zaia arriverà per la conferenza stampa. Andiamo avanti con il telegiornale. Nel frattempo con la cronaca, sono accusati di aver rapinato un operaio dipendente della provincia di Treviso cercando di investirlo con un'auto, e di altri furti tra le province di Treviso e Pordenone. 2 uomini di nazionalità albanese arrestati dai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti dal Tribunale di Treviso. Sono ritenuti responsabili in concorso di una rapina aggravata avvenuta a Cisone di Valmarino nel mese di luglio scorso ai danni di un operaio, nonché di svariati furti in abitazione commessi tra Veneto e Friuli. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa da parte dei carabinieri del comando provinciale di Treviso. Questo per quanto riguarda la cronaca dalla provincia di Treviso. Naturalmente oggi tema caldissimo, ne abbiamo parlato anche nel corso del nostro telegiornale, quello del Green Pass, perché si attendono le decisioni del governo. È fissato per domani il Consiglio dei Ministri per quanto riguarda l'estensione dell'obbligatorietà del Green Pass. È un tema caldissimo a livello politico
politico, poi con il conto alla rovescia relativo soprattutto al mondo della scuola. Sono state annunciate anche manifestazioni di protesta, Green Pass che continua a tener banco anche appunto a livello politico locale, ma come vi dicevo soprattutto a livello centrale, governativo. Certamente ne parlerà oggi anche il presidente Luca Zaia. Nel frattempo questa mattina è ripreso alla Camera l'esame del decreto legge Covid che contiene anche le norme appunto sul Green Pass. Abbiamo scelto di votare 3 emendamenti qualificati per concentrare su di essi tutta l'attenzione, così ha detto in aula Claudio Borghi della Lega. È arrivato il presidente Luca Zaia, allora cediamo la linea a Marghera. Una buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo in ritardo, no? No, perfetto. Siamo partiti dalla doppiata, insomma, un po' in ritardo. Però insomma siamo arrivati giusti. Allora io inizierei subito con il bollettino, dopodiché passo la parola alla dottoressa Russo che oggi presenterà il piano delle scuole Sentinella, quindi siamo pronti per presentare il nostro piano. Peraltro vi ricordo un piano che parte dall'esperienza già fatta nel passato anno scolastico e che vuole appunto essere un piano performante, tant'è vero che anche il commissario Figliuolo da subito ci ha chiesto le documentazioni, e vedete che anche ormai nel lessico nazionale il termine scuola Sentinella è passato, diciamo, come un termine diciamo, del momento, e le scuole Sentinella sono nate in Veneto. Però vabbè, dopo la dottoressa Russo ve ne parlerà. Io vorrei intanto presentarvi il bollettino di oggi che dice test rapidi 6.719.226, test molecolari 6.442.051. In totale sono 13.161.000 tamponi dal 21 di febbraio 2020. I positivi nelle ultime 24 ore sono 705, che rapportati 45.213 tamponi danno un'incidenza, cioè di positivi sui 45.213 tamponi, di 1,56. Vi faccio sempre notare che 45.000 non è un numero proprio da poco. Se andate a vedere la classifica nazionale sul numero di tamponi fatti sugli abitanti, noi siamo assolutamente quelli più performanti. Quindi abbiamo anche un livello di controllo della circolazione del virus che va oltre ogni ragionevole aspettativa. Positivi di oggi sono 13.162, sono esattamente i positivi oggi in isolamento. Dall'inizio della infezione, dal 21 febbraio 2020, ormai siamo quasi a 460.000. Mancano poche unità, onestamente. Ricoverati totali di oggi 2,97. Come vedete il numero non cala, ma lentamente continua a crescere. I 2,97 sono così distribuiti: 244 in area non critica, più 2, 53 in area di terapie intensive, meno 1. Ecco, voglio ricordarvi che nelle terapie intensive noi contabilizziamo anche i negativizzati. Ciao. Terapia intensiva non Covid 252. Questo è un grande indicatore perché ci dice che comunque la macchina della sanità è a pieno regime, perché ha 352 persone comunque che sono le terapie intensive, sono l'esito di interventi chirurgici, di stroke unit, di incidenti stradali, quindi una macchina che lavora. Totale dei morti 11.706 più 2. Dimessi 23.007. Allora, vedete, la lenta crescita l'avete notata assieme a me. E vedevo i dati stamattina delle terapie intensive
e delle aree non critiche, e confermo che l'80%, ma addirittura in alcune terapie intensive il 100%, parlo ovviamente divise per ULSS, ma mediamente l'80% vi confermo che è rappresentato da ospiti, da pazienti non vaccinati, quindi il tema della non vaccinazione è un tema assolutamente che pesa nell'ospedalizzazione. Il virus circola, bisogna avere l'attenzione di portare la mascherina, del distanziamento sociale, insomma di tutti i temi che dico. Stiamo andando avanti con la vaccinazione, 26.000 vaccini nelle ultime 24 ore. Dico anche che, vedendo anche le ultime notizie, avendo io parlato anche ieri con il commissario Figliuolo e attendendo le determinazioni del CTS nazionale rispetto alla terza dose, ci sono già delle anticipazioni sulle agenzie, vedete, parlano dei soggetti fragili, no? Gli immunodepressi. Io, se passa così, qualche perplessità ce l'ho. Ce l'ho, fra virgolette, ma molto fra virgolette da addetto ai lavori, quindi non sono uno scienziato, non sono un esperto, ma penso che un'attenzione, un appello, un'attenzione agli over, agli anziani e ai grandi anziani che sono stati vaccinati. Pensate, noi siamo partiti dai centenari, siamo scesi d'età, quindi noi abbiamo pazienti che hanno già 10 mesi di vaccino in corpo, quindi è inevitabile che, se è vero che il tasso anticorpale diminuisce nei mesi per la proprietà transitiva, è altrettanto vero che abbiamo e rischiamo di avere a rischio gli anziani e gli ultra anziani, definiamoli così. Penso ad esempio ai 30.000 ospiti delle case di riposo. Quindi io spero che non si fermi solo agli immunodepressi, ma che ci sia un'attenzione estrema, prudente, che deve essere validata scientificamente, anche tutto quello che è il resto della popolazione. Penso che sia più logico arrivare a determinare i mesi di durata della risposta anticorpale, che ormai questa diventerà un'unità di misura, della serie il vaccinato dopo 10 mesi, e sembra sia questo più o meno il parametro, ha comunque la necessità di farsi la terza dose, sempre su base volontaria. Allora qual è il tema che pongo? Il tema è che sicuramente ci sono delle priorità per categorie, immunodepressi è la categoria che più ci sta a cuore, poi c'è tutto il tema degli anziani, ma che comunque ci sia un parametro che sia un indicatore per il resto della popolazione che con un accesso volontario possa decidere o meno di farsi la terza dose. Se domani mattina il CTS ci dicesse che dopo il 10° mese chi vuole può valutare la terza dose, noi riusciremo anche dal punto di vista organizzativo a muoverci molto meglio. Comunque la nostra preoccupazione oggi qual è? I nostri anziani che abbiamo messo in sicurezza per primi e che stanno affrontando un nuovo inverno e anche una vaccinazione, non dimenticatelo, dell'antinfluenzale. Per cui anche qui, che senso ha andare 2 volte a cercare un anziano per la vaccinazione, cioè terza dose e antinfluenzale, quando potremo ad esempio fare tutto un giro? Siccome i numeri sono numeri importanti, stiamo parlando di 1.600.000 persone over 65, capite che su un discorso a fare 1.600.000 appuntamenti, un discorso a farne 3.200.000. Quindi spero che il CTS si esprima nell'alveo degli aspetti ovviamente scientifici sulla terza dose su fasce di età come quelle degli over 60 e comunque ci dia un'indicazione secondo la scienza dopo quanti mesi comunque si potrà valutare una terza iniezione. Cosa che faccio come appello ai cittadini. Ormai è innegabile che noi dovremmo prepararsi per somministrare, abbiamo fatto una lunga riunione questa mattina con i direttori generali e devo dire che è innegabile che noi dovremmo prepararci logisticamente e dal punto di vista di operatività per la terza dose. Una terza dose che peraltro avrà anche una difficoltà perché dovremmo distribuire lo sforzo vaccinale tra i centri vaccinali e il domicilio
perché spesso l'immunodepresso piuttosto che l'anziano dovremmo andarselo a trovare in casa di riposo. Quindi è una situazione, una congiuntura strana che non è mai capitata nelle vaccinazioni, cioè andare a domicilio, contemporaneamente fare anche centri vaccinali, per capirci 30.000 ospiti di casa di riposo e centri vaccinali. Allora l'appello che faccio ai cittadini che non rientrano in queste categorie, ma che sono quei cittadini che ancora oggi non hanno deciso se vaccinarsi o no, ricordo solo che se hanno deciso di vaccinarsi è meglio che lo facciano velocemente, perché probabilmente nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, ma sicuramente prima di fine settembre partiremo con la terza dose, e quando si partirà noi dobbiamo dare altre priorità alla macchina vaccinale. Per capirci, oggi un cinquantenne di fatto può andare con un accesso praticamente istantaneo perché c'è posto nelle agende vaccinali. Quando partiamo con la terza dose, il cinquantenne va in fondo alla lista finché non abbiamo finito gli immunodepressi, gli anziani, eccetera. Cioè si torna a uno scenario che è simile a quello di gennaio 2021. Vi ricordate quando avevamo rigore nell'applicazione delle regole? Quindi è un assurdo che oggi con 700.000 posti liberi da qui al 30 di settembre non si approfitti della vaccinazione e si rischi di andare, diciamo, in ultima fila per iniziare una lenta risalita per arrivare alla vaccinazione. Quindi invito tutti, faccio appello a tutti coloro che debbono ancora vaccinarsi e vogliono vaccinarsi di farlo subito, perché poi rischiano di trovarsi a novembre, dicembre ancora senza vaccino. Invece se si incardinano adesso fanno la prima e la seconda dose. Altro aspetto che vi voglio dire, non si è ben capito se la terza dose sia eterologa, cioè si possa uscire dall'alveo del vaccino originario fatto, cioè è il classico esempio, chi ha fatto AstraZeneca può fare Pfizer o Moderna come terza dose, io spero di sì, e che si risolva e si chiarisca bene questo tema, anche perché siamo nell'ambito del richiamo vaccinale. Cioè non è che uno si è fatto l'influenzale 10 anni fa e continua a farsi lo stesso vaccino per 10 anni, cioè poi c'è l'evoluzione, no? E così dovrebbe accadere anche per il Covid. Il Covid sta diventando endemico, è l'ultima cosa che dico, e se ci pensate c'è un senso. Quante persone conosciamo che hanno preso, fra virgolette, il Covid, che si sono contagiate? Tante. Allora noi abbiamo due grandi blocchi che ci stanno portando al Covid endemico. Chi ha avuto la malattia, chi si è contagiato e chi si è vaccinato, perché chi si è vaccinato comunque va in copertura, produce anticorpi e mima, diciamo, la malattia. Quindi capite che in questo blocco c'è fuori solo chi non si è vaccinato e quindi nel diventare endemico aggredirà sempre di più la fascia di popolazione che non si è presa il Covid. 95 pazienti che si prendono il Covid su 100 guariscono, alcuni di quelli più gravi hanno esiti da Covid tipo encefaliti, miocarditi, danni neurologici, qualcuno non riesce a camminare, insufficienze renali, ma comunque 95 su 100 guariscono. Fra l'altro metà di questi 95 pazienti non hanno neanche sintomi. Se hai la sfortuna di trovarti nel 5-6%, finisci in ospedale in terapia intensiva e rischi anche di morire. Punto. Dopo ognuno sceglie quello che vuole nella vita. Qualcuno dice che, come si può dire, queste conferenze stampa sono un'attività terroristica per le menti. No, noi diamo informazioni, ognuno può fare quello che vuole della propria vita. Finché c'è la volontarietà vaccinale decide se vaccinarsi o no, però noi abbiamo l'obbligo di dire come stanno le cose, perché è inutile poi fare le interviste, poi quando sei finito in ospedale e fare appelli a dire dovete vaccinarvi, forse bisognerebbe pensarci prima. Domande? Pederiva, Marianne? Se potete adesso, poi io vi lascio la dottoressa Russo. Grazie, buongiorno Prego. Presidente. Buongiorno. Ci troviamo a commentare ancora un voto alla Camera della Lega in sintonia con Fratelli d'Italia e in distonia, almeno pare, rispetto al documento che avete sottoscritto sabato scorso tra governatori della Lega e il segretario federale Matteo Salvini. E vorrei chiedere appunto se c'è una deviazione rispetto a quell'intesa e nel merito che cosa pensa di questo voto contro il Green Pass al ristorante. Allora, io dico che intanto il provvedimento ancora non è stato oggetto del voto finale, quindi staremo a vedere, ed è prudente ed è atteggiamento rispettoso
nei confronti del Parlamento, dei gruppi parlamentari, attendere la votazione finale e capire come si chiuderà. Mi sembra di capire che c'è anche dibattito, che si stanno parlando, non ho ben capito, sinceramente ho avuto altro da fare. La mia posizione è chiara, confermo i 5 punti, dal primo all'ultimo. Quindi nel merito Green Pass al ristorante, se così resta, deve esserci? Al momento c'è il Green Pass al ristorante per l'ingresso da parte del cliente. Sì, nel senso che io confermo i 5 punti, nel senso che nei 5 punti rispetto al Green Pass c'è scritto che il Green Pass viene riconosciuto, esteso a solo a particolari categorie economiche, dopodiché se stanno dibattendo su questo vedremo come verrà fuori il provvedimento finale, perché voglio ricordare che ancora non siamo al voto finale. Sì, è chiaro che qui ci sono probabilmente dei giochi tra maggioranza e opposizione in corso. Immagino di sì, cioè non so se questo è il preludio a una soluzione diversa o altro. Cioè, leggo anch'io i giornali come li leggete voi, non è che passo le mie giornate al telefono, non ho tempo. Non ho capito, non so se sia il preludio a soluzioni diverse di maggioranza, intende, di composizione? No, nel senso che trovino la quadra sul provvedimento, non ne ho la più pallida idea. Okay. Guarda, noi qua siamo in trincea, siamo al fronte, per cui ne abbiamo già... Sì, è che è un tema che ha tante implicazioni e ricadute, insomma, politiche oltre che di provvedimento. Partiamo da un presupposto, che l'80% dei veneti ce l'ha in tasca il Green Pass ormai di fatto, no? Cioè se sono vaccinati o hanno fatto un'inoculazione per cui hanno il Green Pass. Ieri c'è stato un problema in Consiglio regionale, non so se ha avuto modo di leggere, se no nel loro riepilogo, nel senso che il Consiglio regionale da ieri ha disciplinato l'ingresso con obbligo di Green Pass anche per il personale. Bene. C'è stato un problema con un dirigente però della Giunta che doveva partecipare a una seduta di commissione ed era sprovvisto del Green Pass in quanto la sua certificazione di avvenuta unica dose non veniva letta dal sistema, ha dovuto restare fuori. C'è quella foto che gira, insomma, di lui che è costretto a lavorare tramite la finestra dal pontile. Volevo chiederle se alla luce anche di questo motivo di disagio, insomma, che comprensibilmente tecnico è stato, pensate di disciplinare l'ingresso anche a Palazzo Balbi in modo da uniformare gli accessi tra le due sedi? Oh sì, no, non c'è nessun problema, cioè fra l'altro penso che questa è un'attività che compete al direttore del personale e al responsabile della sicurezza, non compete a noi. Da parte mia non ci vedo nessun problema, nel senso che i due palazzi hanno sempre avuto uniformità di atteggiamento. Sinceramente questa notizia la sento da te adesso, ma è un problema tecnico, immagino. Sì, immagino di sì, però c'è una vacanza, diciamo, di disciplina al Balbi rispetto alla Ferrofini, insomma, questo era. Per quello chiedevo se c'era un intervento. Si attiverà il direttore generale, il dottor Gasparini, a fare in modo che le discipline siano uniformi. Un'ultima domanda, Presidente. Prego. Sulla terza dose, quando prima chiedeva più attenzione per i grandi anziani fin da subito, sì. Da quello che capisco dalle anticipazioni, la tempistica attualmente stimata era fine settembre per gli immunodepressi, indicativamente fine anno, quindi si immagina dicembre per i grandi anziani e poi febbraio per i sanitari. Se non capisco male, lei direbbe facciamo subito anche i grandi anziani da fine settembre. Guardate, allora ma i numeri, ci stiamo con i numeri, perché ha detto prima 1.600.000 over 65. Poi c'è il capitolo immunodepressi, mentre i sanitari li lascerebbe in coda? Noi la vediamo così. Intanto ieri abbiamo approvato in giunta regionale un provvedimento importante che dà il via a tutto quello che è un piano di sanità pubblica di monitoraggio dello stato del titolo anticorpale nel sangue degli anziani delle RSA. Allora, se è vero che dopo un tot di mesi diminuiscono gli anticorpi, è altrettanto vero che abbiamo le prime categorie vaccinate esposte, che sono gli anziani, i sanitari e gli immunodepressi. Punto. Pensare di iniziare a vaccinare gli anziani a dicembre vuol dire non metterli in sicurezza per l'inverno. Se il problema c'è, ma ce lo deve dire la comunità scientifica, io da 2 mesi che vi sto dicendo sta roba, quindi resta agli atti, lo abbiamo anche scritto, la dottoressa Russo l'ha anche scritto, se è vero è bene che si inizi subito. Saremo noi poi a avere il problema di farne tanti vaccini, ma se mi fai iniziare a dicembre, cioè prima di aver fatto il giro di tutti gli anziani arriviamo a marzo, occhio, perché poi si accumuleranno anche tutti gli altri che avranno avuto i tot di mesi per poter diciamo accampare la richiesta di farsi la terza dose.
Quindi io sarei per farli subito. Subito insieme agli immunodepressi, i sanitari invece dopo, a inizio anno? Ma noi possiamo fare tutto contemporaneamente, l'importante è che chiariscano questa storia. Non abbiamo avuto neanche problemi nella prima fase senza vaccini ad affrontare questo. Considerate che noi riusciamo a fare più o meno 55.000 vaccini al giorno, li facciamo. Così vuoto per pieno, come si dice sempre, no? Quindi vuol dire che in 10 giorni ne facciamo 500.000. In 30 giorni ne facciamo 1,5 milioni, quindi vuol dire in un mese noi possiamo già farli tutti. Okay. Poi ci sono, giustamente dice adesso, farmacie, MMG, insomma c'è una bella rete. Ci inquieta sta storia di star lì ad aspettare, decidere, vedere. Allora o serve o non serve questa terza dose, se no dicano che non serve, noi non è che siamo innamorati della terza dose. Grazie. Però se serve faccio anche un'altra proposta, che sia riconosciuto l'accesso volontario alla terza dose. No, lo dico perché se si stabilisce che comunque serve, è inutile che stiamo lì ad aspettare le categorie, ognuno farà come può, no? Se c'è un cinquantenne, cioè il sottoscritto, che riesce ad andare in farmacia, si fa la terza dose, deve stare lì a aspettare che ci sia la chiamata, che partano le categorie. Ormai siamo fuori da sta logica, no? Eviterei di incasinare la storia, insomma. Giusto per non incasinare neanche i nostri ascoltatori e lettori, quindi potrebbe essere uno scavalco di priorità in questo senso? No, se il cinquantenne vuole andare in farmacia ma intanto la chiamata è per gli immunodepressi o gli anziani? Noi abbiamo le priorità. Se ve lo chiedo, ma è un punto dubbio. Noi abbiamo le priorità, però ho detto nel momento in cui sono fatte le priorità poi non si stia lì come nella prima fase a cominciare con le fasce d'età. Ci abbiamo capito che poi bisogna aprire. No, le priorità restano, cioè, ovvio. Fatte quelle, cioè che poi ci sia l'accesso volontario, perché poi immagino ci saranno anche coloro che non se la vogliono fare la terza dose, no? O chi se la vuole fare subito, cioè. Matteo Maria. Presidente, buongiorno. Buondì, ciao. Senta, a maggior precisione, lei, stante il quadro attuale, al chiuso, al ristorante, il Green Pass serve o no? Ma il quadro attuale, cioè la comunità scientifica ha deciso di mettere il Green Pass, dopodiché il Parlamento e il sovrano deciderà cosa vuol fare, cosa volete che vi dica. Cioè io non ho un'opinione, perché qui c'è l'opinione, c'è la comunità scientifica, dopodiché ci sono tante idee, c'è anche chi dice che il vaccino non funziona, il Covid non esiste, c'è una gamma di liberi pensatori che è paurosa. Quindi in questo dibattito lo guardo da fuori, ma anche prudentemente, perché poi il provvedimento non è chiuso. Hai altre domande, Matteo? No. Bonet? Prigioni? Oh. Passo la parola alla dottoressa Russo e vi ringrazio. Questa è una bella roba. Io ci tengo solo a dirvi una cosa, intanto ringraziare la dottoressa e l'assessore Lanzarin che ha seguito. So di aver stressato un po' la macchina su sta storia. Noi il 13 siamo in trincea, cioè il giorno 13 il Veneto, ma mi permetto di dire che saremo anche gli unici a livello nazionale, o quasi, noi siamo giù in trincea con i nostri tamponi molecolari che abbiamo acquistato. Senza aspettare gli invii nazionali noi abbiamo comprato 1 milione di tamponi salivari molecolari. Attenzione a non far casino con salivari antigenici, che non ci sembra che funzionino tanto bene. Quindi salivari molecolari verranno portati quindi in laboratorio per essere processati come il tampone molecolare e inizieremo una nuova avventura. Per noi l'obiettivo è uno solo: testare e fare in modo che la scuola resti aperta. Infine ringrazio la dottoressa Palumbo, che è sempre stata super disponibile, super performante in questi 20 mesi, lo ha dimostrato anche con queste nuove aperture. Insomma, noi speriamo che si inauguri un nuovo corso per la scuola e si abbandoni definitivamente la DAD. Diciamolo fino in fondo, che all'inizio la DAD, la didattica a distanza, veniva anche un po' accarezzata come una novità. Poi abbiamo capito che è una devastazione,
perché all'inizio si pensava, ma potrebbe essere un'idea, no? La scuola del futuro la facciamo in DAD, ogni tanto li chiamiamo a scuola. È meglio che li mandiamo a scuola i ragazzi. Abbiamo capito che è una devastazione psicologica oltre che formativa. Quindi noi siamo molto preoccupati dei giovani e vogliamo fare in modo che i ragazzi vadano in sicurezza a scuola. Poi la dottoressa vi spiegherà che utilizzeremo tutto un sistema di procedure, ma insomma siamo fiduciosi, siamo molto fiduciosi. E lo siamo ancora di più perché non abbiamo gli ospedali pieni, quindi sappiamo che il virus c'è, i vaccini ci stanno dando una mano, i ragazzi, è l'ultima roba che volevo dirvi, per il 60% sono già vaccinati, 62%. Vuol dire che più di 1 su 2, brutto termine da dire, comunque ha avuto accesso alle vaccinazioni. E vi ricordo che dal 13 di agosto noi abbiamo avuto 26.000 accessi diretti dai 12 ai 25 anni. Allora, piaccia o non piaccia, anche per potersi spostare all'estero o da altro bisogna avere la vaccinazione, se no diventa un'altra fila, tamponi contro tamponi, certificazioni o altro. Grazie, prego. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno. Allora, il Presidente ha già annunciato questo percorso delle scuole sentinella, che comunque è un tipo di monitoraggio che parte a livello nazionale. Allora, che cosa c'è di diverso rispetto a quello che avevamo già avviato nell'arco del 2020? Allora, l'anno scorso avevamo praticamente nell'obiettivo di poter avere un'idea di come e quanto il virus circolasse fra i giovani, avevamo avviato con l'Università di Padova questo tipo di scuole sentinella rivolte principalmente quindi alle scuole superiori di secondo grado e poi ad alcune scuole, ad alcune classi della scuola della terza media, quindi la scuola superiore di primo grado. Questo modello è risultato sostenibile e fattibile sia come possibilità insomma, di fare i test sia come adesione da parte degli studenti e quindi è stato riproposto a livello nazionale. Con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di mantenere la scuola aperta, come si diceva prima, perché il monitoraggio ci darà quello spaccato insomma, di presenza del virus nella scuola, ci permetterà in primo luogo di identificare eventuali focolai con questo lavoro di scuole sentinella e ci consentirà insomma, di poter fare delle valutazioni dell'andamento degli scenari epidemiologici. Quindi è stato esteso il modello delle scuole sentinella a tutta la scuola, quindi dalle scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado, intanto a livello nazionale. Poi le regioni possono decidere se ampliare ulteriormente. Noi, visto che avevamo già sperimentato con successo l'adesione delle scuole secondarie di secondo grado, abbiamo incluso anche le scuole secondarie di secondo grado. Quindi le scuole sentinelle si estendono nella regione Veneto dalle scuole primarie alle scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo fatto un lavoro di confronto, insomma, di organizzazione con l'ufficio scolastico regionale, ci siamo incontrati anche con i dirigenti scolastici e sono state identificate quelli che sono stati identificati gli elementi principali. Intanto le scuole, quindi quali scuole per ogni provincia. Perché esiste, essendo un campionamto di scuole a livello nazionale, anche il Veneto ha un numero di studenti che devono essere testati. Perché il campione deve essere rappresentativo, quindi esplicativo di quello che abbiamo detto a livello regionale, ma lo deve essere, visto che il monitoraggio è nazionale, anche a livello nazionale, perché risponde agli obiettivi che abbiamo detto prima, quindi a una valutazione anche nazionale. Quindi è stato fatto questo campionamento e quindi il numero minimo di studenti che devono essere testati. Abbiamo identificato le scuole, l'ufficio scolastico con i dirigenti ha identificato i plessi
e all'interno di questi plessi le scuole, le classi che corrispondono alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Quindi abbiamo praticamente questo gruppo e questa distribuzione di scuole sentinella per tutte le province del Veneto e per tutte e 3 le fasce di età. Abbiamo i referenti Covid, voi sapete che nell'organizzazione di quello che è il monitoraggio o comunque la sorveglianza meglio del Covid nelle scuole, noi abbiamo per ogni scuola un referente, per ogni plesso un referente Covid, e all'interno dei SISP in ogni azienda ULSS ci sono 1 o più referenti che si interfacciano con i referenti Covid della scuola. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che c'è una squadra che lavora, quindi da una parte i dirigenti scolastici che hanno identificato le scuole, le classi e che tengono i rapporti e spiegano che cosa è questo progetto, anche perché possano essere informati i genitori che devono dare il consenso. Abbiamo il referente della scuola, che è l'interfaccia che ci permette di portare avanti questo progetto, ma di prendere i provvedimenti nel caso in cui anche al di fuori di questo percorso avremo eventualmente dei casi positivi, a cui corrisponde un referente dell'azienda ULSS, quindi del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Ultimo ma non ultimo, che è l'anello importante della catena, ci sono le microbiologie che naturalmente devono processare tutti i test che vengono fatti nelle scuole. Quindi c'è questo tipo di organizzazione che ci permette di partire, come diceva il Presidente, già il 13 con l'avvio di queste scuole sentinella. Le scuole sentinella nelle varie classi dove sono state identificate funzionerà così: viene proposto il consenso informato, il prototipo del consenso informato sarà nazionale, a cui alleghiamo un'informativa che invece è quella regionale. Perché l'informativa regionale? Perché viene contestualizzata a quello che è l'organizzazione della nostra regione. Acquisito il consenso, viene consegnato allo studente in generale, che può essere il bambino piuttosto che il ragazzo più grande, il test salivare, quindi il kit con già nel test è già come si può dire etichettato, quindi c'è già il nome dello studente a cui viene consegnato. Questo per l'autoprelievo, perché il test è molto semplice, è stato scelto un test salivare perché questo aumenta la compliance. Sappiamo che c'è talvolta un po' di difficoltà per quanto riguarda il tampone nasale o il tampone nasofaringeo, per cui si è visto che sia in termini di raccolta del campione sia in termini di sensibilità e specificità questo tipo di test è molto è molto affidabile, per cui viene fatto a livello nazionale e per tutte le scuole sentinella il test salivare molecolare. Quindi viene consegnato la provetta dove si raccoglie la saliva, viene fatto in autoprelievo, questo è l'elemento, l'altro elemento innovativo, perché non c'è bisogno dell'intervento di un operatore sanitario, ma il bambino raccoglie a casa la saliva all'interno della provetta. Questa provettina inserita in una busta, già nella provetta c'è l'etichetta che corrisponde alla persona, e viene raccolto all'interno in un box che viene posto nella scuola. L'azienda ULSS ha il compito di consegnare il materiale, quindi consegnare via via per le classi che naturalmente sono previste per quel giorno, per quella settimana, e poi di ritirare e di consegnare in microbiologia perché vengono processati. Dal momento della consegna le microbiologie hanno un tempo di circa 24 ore per avere il referto, che naturalmente viene poi riferito alla famiglia, alla persona che ha fatto il test. Se ci dovessero essere dei casi positivi, tutti i casi positivi seguono l'iter di qualsiasi altro caso positivo, quindi il test in quel caso si è esteso già a tutta la classe, quindi ci saranno i provvedimenti di quarantena previsti dove questi siano da portare avanti. Quindi gli elementi innovativi sono principalmente il fatto che abbiamo una rete di scuole sentinella estesa a tutte le fasce di età a partire dalle scuole primarie. Aumenta la compliance perché il test è molto semplice.
abbiamo anche predisposto dei video che possono essere utilizzati per diffondere l'informazione alle famiglie, e inoltre sia i SISP sia l'Università di Padova con il professor Baldo, che ha portato avanti insieme a noi il progetto Sentinella, tutti ci siamo resi disponibili per eventuali incontri specifici anche con i genitori che volessero fare delle domande oppure chiedere delle cose. Abbiamo anche predisposto delle FAQ, e quindi in questo percorso informativo formativo quindi portare tutte le scuole Sentinella all'adesione a questo tipo di monitoraggio, che, come abbiamo detto all'inizio, ha il compito di mantenere una sorveglianza attiva sulla scuola e pertanto avere gli elementi per mantenere la scuola in presenza, perché questo è l'obiettivo primario. Quindi i passi quali sono adesso? Abbiamo fatto, quindi sono state individuate le classi, sono state individuate le scuole, individuati i referenti. Nei prossimi giorni verranno consegnati sia i prototipi dei consensi informati, quindi il 13 partiranno già le prime scuole, e quindi gradualmente nell'arco di pochi giorni tutte le scuole. E stiamo aspettando dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero le nuove linee di indirizzo. Penso che questa poteva essere già una domanda per quello che sarà poi la gestione di eventuali casi positivi. Voi sapete che abbiamo una procedura regionale, e adesso con l'Istituto Superiore di Sanità stiamo aspettando queste nuove linee di indirizzo, perché poi ci sarà da gestire l'eventuale caso positivo. C'è già un documento strategico che è stato approvato insieme a questo delle scuole Sentinella, che già dà alcuni elementi per quanto riguarda la scuola, in termini di distanziamento, in termini di mascherina, in termini di didattica a distanza, sono le cose che conosciamo già. E abbiamo anche una circolare del Ministero che prevede una quarantena diversa, questo va indipendentemente che si tratti di scuola o qualsiasi altro ambiente, per i soggetti vaccinati e non vaccinati. Quindi noi andremo avanti naturalmente con l'applicazione di quelle che sono le circolari e poi la contestualizzazione delle nostre linee di indirizzo. Questo è in linea generale. Quali sono i numeri? Che dimensione ha questo campione? Allora, gli studenti individuati all'interno di questo campione sono più di 11.000, che verranno testati ogni 15 giorni. Quindi significa che ogni mese noi faremo 23.500 test, che sono praticamente tutti i test che ci danno la possibilità di avere questo monitoraggio. È chiaro che sono sempre gli stessi, a rotazione ogni 15 giorni. Questo non esclude che ci possano essere, se si aggiungeranno, si vogliono aggiungere altre classi, i dirigenti scolastici e le scuole sono naturalmente disponibili, anche noi, ad aumentare qualora ci fossero delle classi dove viene sentita come utile questo supporto di monitoraggio quindicinale che noi andiamo a fare. Così come chiunque ha anche dato il consenso per fare parte delle scuole Sentinella, qualche genitore poi invece non volesse più partecipare, chiaramente è libero, quindi è assolutamente libera l'adesione, sempre disponibile all'informazione e anche al ritorno, perché è emerso negli incontri che abbiamo fatto con i dirigenti scolastici che i genitori che hanno aderito molto alla sperimentazione che abbiamo fatto l'anno scorso ci tengono molto anche ad avere un ritorno dell'informazione, quindi pensavamo di predisporre insieme all'ufficio scolastico regionale un'informativa, un ritorno dell'andamento, in modo tale che i genitori possano periodicamente, rispetto ai propri figli che frequentano la scuola e che fanno parte delle scuole Sentinella, avere anche un riscontro dell'andamento generale, oltre che del singolo o della singola classe dove si trova il proprio figlio che frequenta, che fa parte delle scuole Sentinella. Quindi questo è un po' il quadro. Non so, Assessore, se voleva aggiungere. Domande? Sì, Federiva e Marianne. Allora, volevo chiedere, mi scuso per la voce, c'è un po' di abbassamento. Allora, volevo chiedere questo, quanti sono i plessi? Allora, le dico. Allora, i plessi. Allora, i plessi sono
aspetti che abbiamo anche una tabella. Allora, per le scuole primarie sono 42 con 337 classi. Per le scuole di secondarie di primo grado sono 16 con 190 classi. Per le scuole secondarie di secondo grado sono 14 con 416 classi, per un totale di 11.625 studenti e 23.250 test al mese. Quindi questi sono i nostri numeri. È chiaro che all'interno di queste classi potrebbe anche succedere che, faccio un esempio, su 20 studenti 16, 17, 18 aderiscono, 2 non vogliono aderire, perlomeno all'inizio si possono anche aggiungere. Questo è insomma possibile. L'anno scorso nel campionamento che abbiamo fatto abbiamo avuto delle scuole dove tutte le classi hanno aderito oltre il 90% e delle altre dove abbiamo avuto un'adesione media intorno al 62-65%. Questo tipo di adesione è molto alta, l'adesione è superiore al 60%. Infatti il campionamento che è stato fatto a livello nazionale tiene conto del fatto che può essere rappresentativo un campione anche con un'adesione a livello nazionale di tutti gli studenti coinvolti intorno al 60%. Comunque abbiamo sempre avuto, diciamo, una grossa, anche l'anno scorso e anche rispetto a quanto ci hanno rappresentato i dirigenti scolastici negli incontri che abbiamo fatto in queste ultime settimane, è veramente un grande interesse e una grande partecipazione a questo tipo di sorveglianza. Poi non mi è molto chiaro la procedura di testing. Trovano un positivo. Cosa succede? Credo che sia la domanda che si fanno i genitori che leggeranno il giornale domani, che si ascoltano. Cioè trovano mio figlio, fa il test, sa li vale, dopo 24 ore la microbiologia dice tuo figlio è positivo. Cosa succede a lui? Intanto il positivo va in isolamento, perché questo è quello che succede a tutti i soggetti che vengono riscontrati positivi. Per quanti giorni? Allora, se abbiamo la circolare ministeriale che stabilisce che per l'isolamento sono praticamente 10 giorni. Diverso è per quanto riguarda la quarantena, cioè i contatti stretti. Che sono i compagni? Che sono i compagni. Test negativo? I compagni, se hanno un test negativo, dipende. Allora, al momento, non avendo altre indicazioni di indirizzo da parte dell'istituto e del Ministero, noi consideriamo che se all'interno della classe dove sono stati testati tutti c'è un solo positivo, gli altri ragazzi continuano ad andare a scuola con quel concetto di, diciamo, attenzione ad evitare nei giorni successivi a frequentare collettività, a fare feste, a fare attività, ma avere una sorveglianza attiva su quello che può essere la sintomatologia. Se invece nella stessa classe abbiamo trovato più di un positivo, a quel punto dobbiamo metterli anche tutti gli altri in quarantena. Quindi i positivi vanno in isolamento, gli altri vanno in quarantena. Che dura quanto? Ecco, la quarantena, secondo l'ultima circolare del Ministero dell'11 agosto, è differenziata ed è 7 giorni per i soggetti vaccinati e 10 giorni per i soggetti non vaccinati. Questo è quello che abbiamo allo stato attuale. La DAD, quindi, per la classe. Sì, per una parte, sì. Va bene, grazie. Pederiva. Grazie, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Vorrei chiederle se avete dati aggiornati e soprattutto certi sul grado di vaccinazione dei lavoratori della scuola, nel senso che i numeri disponibili dal report settimanale del governo commissario vengono giudicati, leggo, un po' sovrastimati dall'ufficio scolastico regionale perché vecchi. Voi avete qualcosa di recente? Allora, noi stiamo facendo un lavoro di, diciamo, come si può dire, affinamento del dato, perché non sempre viene chi è andato a vaccinarsi, poiché è stata aperta la vaccinazione per coorti e quindi le persone sono andate a vaccinarsi anche per età, non sempre è stato detto o registrato che si trattava di una persona appartenente al mondo della scuola. Quindi per quanto ci riguarda il dato potrebbe essere anche sottostimato.
Allora, abbiamo degli elenchi che ci sono stati forniti da livello centrale, che le aziende ULSS stanno cercando di appaiare in maniera tale da vedere se effettivamente questi corrispondono, quindi c'è un lavoro di affinamento che dovrebbe portare praticamente ad avere un dato il più rappresentativo possibile. Comunque, da quello che ci risulta e dai contatti che avevamo avuto con l'ufficio scolastico regionale, a noi sembra che ci sia stata una grande risposta, ma questo l'abbiamo visto sin dall'inizio da parte del personale della scuola. No, prevengo una domanda su queste scuole sentinella, perché le scuole sentinella non prevedono necessariamente, cioè non prevedono l'estensione di questi tamponi salivari al personale della scuola e lasciano alle regioni che possono estendere o meno. Noi lo lasciamo libero, cioè se il personale della scuola insieme alla scuola sentinella vuole partecipare a questo tipo di monitoraggio, naturalmente verranno aggiunti e quindi faranno parte di coloro che vengono monitorati ogni 15 giorni. Questa è un'altra cosa che noi abbiamo aggiunto nell'ambito del nostro progetto. Maria. Sì, buongiorno. Diceva di una partenza per poi andare a regime. Dal 13, dato il campione che ha definito, con quante classi pensate di poter partire? Allora, abbiamo al momento in 4 aziende ULSS delle scuole che sono, adesso non so se ho qui il numero delle classi, ma eventualmente abbiamo solo le scuole. Abbiamo nell'ULSS 2 di Treviso una scuola, sono principalmente le scuole superiori e una scuola secondaria di primo grado. Perché? Perché naturalmente le scuole superiori hanno già, sia i dirigenti scolastici che i genitori hanno già avuto una esperienza diretta o indiretta, perché ha partecipato alla propria scuola e quindi di adesione su cui possiamo contare sin da subito. Per quanto riguarda le altre scuole, i dirigenti scolastici stanno già facendo questo percorso di raccolta di adesione da parte dei genitori, quindi è probabile che rispetto a quello che vi dico adesso, che al momento sono 3 plessi che sono uno di Conegliano, uno di Mosile di Piave, uno di Verona e uno di Padova, quindi queste sono le 4 aziende ULSS, se ne potrebbero aggiungere delle altre, quindi queste sicuramente partono, poi avremo le altre, poi magari mi faccio dare il numero delle classi perché non ce l'ho qui con me, quindi è un lavoro assolutamente con un percorso già in moto, già avviato, è molto sfidante, molto importante. E per queste diceva sono una superiore, cioè una secondaria di secondo grado? Sono 3, sono secondarie queste di queste ULSS, sono secondarie di secondo grado e una scuola invece secondaria, però non so quale di questi nomi che ho qui, di primo grado. Ok, grazie. Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno dottoressa. Quali sono i criteri che hanno coordinato la scelta delle scuole sentinelle e delle classi? Perché magari altri istituti potrebbero dire perché a noi no, certo. E magari qualcuno dice di no al test ma qualcuno lo vorrebbe. No, allora, naturalmente la scelta delle scuole è un percorso che ha seguito l'ufficio scolastico regionale, quindi l'ufficio scolastico regionale ha fatto, io credo, un incontro con tutti i propri dirigenti e sono autocandidati dei dirigenti scolastici, in parte molto rispetto all'esperienza precedente, perché molti di questi plessi scolastici che sono stati interessati solo per le scuole secondarie di secondo grado, visto l'esperienza dell'anno scorso, hanno esteso a tutta la popolazione scolastica che aderisce a quell'istituto e quindi questo ha portato naturalmente ad una facilitazione. Poi credo che l'ufficio scolastico regionale abbia esteso un po' a tutti, quindi poiché il candidarsi per far parte di questo monitoraggio è assolutamente volontario, lì è stato affidato a loro la scelta, ma credo che sia assolutamente aperto, come dicevo prima, sia all'inclusione sia eventualmente ad una revisione. Tra l'altro il piano di monitoraggio nazionale non è statico perché non sappiamo quale sarà lo scenario che si verrà a delineare nel momento in cui riprenderà tutta l'attività scolastica. Quindi potrebbe essere che il campione è rappresentativo al momento sulla base di quelle che sono le previsioni attuali, ma potrebbe essere necessario, per avere una maggiore rappresentatività della situazione, ampliarlo
oppure estenderlo o restringerlo, quindi è assolutamente un percorso dinamico. La cosa importante è l'estensione a tutte queste fasce di età che vanno dai più piccoli ai più grandi e poi avere questa rappresentatività territoriale che per noi è molto importante. Altre domande? Una organizzativa, se è possibile avere la lista delle scuole, perché magari immagino ci sia curiosità. Vi forniremo un po' di materiale, vero? Vediamo la lista delle scuole, era un dubbio, devo dire la verità, perché non vorrei che poi partissero i genitori perché nella mia scuola sì, nella mia scuola no. Quindi... Però prima o dopo lo sapranno, quindi meglio anticipare la polemica, no? Al 13. Appunto è una scelta che hanno fatto i direttori scolastici e quindi sentendo eccetera, e quindi noi su questo insomma recepiamo la lista che ci hanno dato loro. Come diceva la dottoressa Russo, non c'è problema se poi c'è qualche scuola che si aggiunge, cioè noi su questo insomma siamo abbastanza aperti, penso che abbiamo dimostrato che insomma già avendo anticipato questo progetto insomma non ci cambia, ecco, aumentare un po' anche se abbiamo dei target nazionali, però ecco l'unico dubbio era questo. Ma quindi ce le date con l'alert, ha deciso l'ufficio scolastico. Però i giornalisti sono così per bene che evidenzieranno che non è una scelta regionale, perché domani già vedo i titoli. Grazie, buona giornata.